Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Buongiorno, benvenuti, siamo pronti per iniziare come sempre una nuova puntata di Made in Polesine. Io, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, buongiorno. Buongiorno, benvenuti su Radio Diva, ma anche ovviamente su Made in Polesine Web TV. Niente po' di meno. Niente po' di meno, ma ecco, questo nostro canale che sta andando veramente molto molto bene, siamo contentissimi. Anche questa settimana, primo media della provincia di Rovigo. E quindi questo ci fa veramente molto molto piacere. Il merito naturalmente è del nostro Leandro Maggi, Ma non solo. È lui che cura un po' tutto l'ambaradan. Ecco, vabbè. Dicevo, nuova puntata di Made in Polesine, andiamo subito con i titoli perché siamo veramente di corsa quest'oggi. Primo, cassonetti tra vandalismo e social. Alzheimer e terzo settore. Ancora Portoviro numero 1. Caemo per non dimenticare. Ultimo, ma non ultimo, anche noi parliamo di votazioni. È già passato un po' di tempo. Mica tanto, una settimana. Cioè, però, con tutto il parlare che si è fatto in questi giorni, sembra una cosa che oramai si è passata. Ancora non abbiamo il governo, però presto lo avremo. Dopo vi spiegheremo, anzi il nostro incaricato incaricato Leandro Maggi vi darà delle delucidazioni in merito. Ci sentiamo tra poco per iniziare Made in Polesine. Allora, pronti per iniziare la puntata di oggi? Andiamo subito velocemente con il nostro primo titolo: cassonetti tra vandalismo e social. Allora, proprio in questa settimana ci sono stati un po' di post, in particolar modo a taglio di Po, perché sai che ci sono quei cassonetti gialli di Humanitas, esatto, dove metti i vestiti, gli indumenti usati. Esatto. Praticamente hanno scassinato, c'è una porta dietro, l'hanno scassinata e hanno tirato fuori i vestiti, probabilmente per tirar fuori quelli più belli. Cos'è? Sinonimo potrebbe essere vandalismo da una parte, ma potrebbe essere anche disperazione dall'altra. Necessità, esatto. Proprio qualcuno che proprio non ce la fa. Chi siamo noi per giudicare, eccetera, eccetera, eccetera. Però tutti indignati sui social, guarda qua come si fa, fare fotografie, eccetera. E il nostro amico che è Riccardo Mancin, che tra l'altro è quello di Plastic Free, che ogni volta ci stupisce con effetti speciali, mi chiama e dice: guarda, invece dillo che invece di fare la fotografia potresti tirarti sulle maniche e buttare dentro nei sacchi la roba e ributtarla ancora dentro, criticando anche che Humanitas o l'agenzia che recupera i vestiti arriva ogni 4-5 mesi, quindi si riempiono, eccetera eccetera, e quindi se magari nessuno li raccoglie effettivamente restano lì un sacco di tempo. Ma questa è un'altra storia. Però è vero che siamo tutti ormai leoni da tastiera, cioè succede qualcosa, facciamo la fotografia. Sai che c'era una barzelletta oppure una vignetta dove c'era uno che stava negando e invece di aiutarli c'erano 50 persone che facevano la foto. Ed è questa qua è una sindrome che veramente bisogna un pochino superarla, perché giustamente diceva Mancini, e non c'ha tutti i torti, se ti vedono a raccogliere, forse uno dice non è giusto neanche farlo, cioè, inneschi un meccanismo che si chiama sindrome dai vetri rotti. Se c'è uno stabile con i vetri tutti aggiustati, chiuso, non succede niente, basta che uno rompa un vetro, il giorno dopo sono tutti rotti, ed è la stessa cosa. Quindi innanzitutto, se avete necessità di tirare fuori i vestiti, a parte che ci sono delle agenzie, la Caritas, eccetera, eccetera, che vi possono dare una mano senza dover fare atti di vandalismo, ma in ogni caso, se lo fate, vi giustifico pure, però dopo prendete un sacco che costa neanche una lira e rimettete dentro. Solo che, tornando al discorso che abbiamo fatto all'inizio, non si sa se questa azione sia fatta per motivi proprio di necessità, nel senso non abbiamo i soldi neanche per comprarci un maglioncino o una camicia, o se è qualcuno che così si diverte a fare queste cose pur non avendo bisogno appunto di questi indumenti. Sarebbe un po' da verificare sta cosa. Va bene, lo scopriremo solo vivendo. Vabbè. Ci sentiamo tra poco. Siamo così rientrati con il nostro appuntamento di oggi, appunto Made in Polesine, e siamo pronti per continuare con il nostro secondo titolo, Alzheimer
e terzo settore. Allora, diciamo un po' cosa. Sabato scorso, proprio noi siamo andati in onda sabato mattina, nel pomeriggio c'è stata la camminata di solidarietà organizzata da officine sociali. Ogni volta li citiamo perché secondo me in questo momento qua, dove c'è questa malattia, che è una malattia tremenda, che non ha terapie eccetera, ci sono dei volontari che proprio lo fanno volontariamente senza prendere neanche un becco di un quattrino, e assistono, gli danno sollievo a queste persone che hanno questa demenza, che si dimenticano le cose eccetera eccetera eccetera. C'è stata questa camminata sociale, tra l'altro partecipavano 4 comuni: Ariano nel Polesine, Porto Tolle, Taglio di Po e Corbola, sì, mi sembra di sì, e quindi è stata una cosa molto simpatica. Officine sociali fa parte di quel famoso terzo settore che ogni tanto mettono il bastone tra le ruote, cioè ogni tanto sembra che sia la somma di tutti i mali, e invece è di una necessità estrema, perché effettivamente è un bel appoggio alle strutture mediche che sono esistenti, che tra l'altro in Italia stanno soffrendo un pochino perché anche più Baiocco, non ci sono più soldini. Non ci sono più. A parte con questo discorso non ci sono più soldini, dovremmo che fosse sì, ogni volta sì, è una bella scusa, una frase fatta, insomma, è una bella scusa. Ogni volta si dice non ci sono più soldini, quindi arrangiatevi. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Comunque il terzo settore per me è uno dei pilastri del nostro Stato, e se cominciamo a tirare via anche quello, cominciamo a tirare via un altro caratteristica importante dell'Italia in generale. Ecco, quindi officine sociali bravi, l'Alzheimer purtroppo, nonostante che ci buttano dentro un sacco di soldi, fanno studi eccetera, non si è ancora trovata la terapia, e fatto sta che invecchia sempre di più l'Italia e aumentano sempre di più i malati di Alzheimer. Penso che in questo momento tutte le famiglie hanno più o meno un congiunto vicino che ha questa malattia tremenda. Purtroppo sì. Purtroppo sì. E quindi è una triste realtà questa. Tra l'altro mi hanno invitato sabato prossimo, sì, l'8, a presentare un libro proprio ad Ariano sull'Alzheimer. Noi vi invitiamo, seguite un pochino sui social e sarete gratitissimi ospiti. Bene, abbiamo così esaurito anche questo nostro secondo argomento. Tra pochissimo per continuare Made in Polesine. Siamo così rientrati e siamo pronti per continuare la nostra puntatona di oggi. Vi ricordo Made in Polesine in onda ogni sabato tra le 11 e mezzogiorno, poi la replica la domenica mattina tra le 10 e le 11. Adesso parliamo di Portoviro numero 1, inteso come Portoviro Calcio, come amministrazione, un po' in generale. In generale. Allora, sabato scorso abbiamo fatto la nostra puntata la mattina, nel pomeriggio c'era un sacco di roba in giro, ma c'era anche la festa dello sport a Portoviro, Piazza della Repubblica. Per chi non conosce Portoviro, Piazza della Repubblica è gigantesca, era un'ex piazza d'armi, è una delle piazze più grandi di tutto il Polesine, ma soprattutto è talmente grande che anche se ci sono 1000 persone sembra non ci sia nessuno. E invece hanno fatto la festa dello sport con tutte le varie società sportive, associazioni eccetera che ci sono nel comune di Portoviro. È stata una cosa molto interessante, molto bella e soprattutto piena di gente. E allora abbiamo scoperto che ci sono campioni mondiali per eccellenza il nostro grandissimo amico Ermanno del braccio di ferro, ma ci sono anche campioni di judo, e poi abbiamo un campione italiano di box, quindi effettivamente Portoviro c'ha una marcia in più. E quindi lo dico ogni volta, io abitando in un paese vicino un po' mi brucia a dirlo, però effettivamente quando fanno le cose qua a Portoviro hanno veramente una carenza e un valore aggiunto in più. Bravi. E comunque complimenti all'amministrazione, perché è stata organizzata poi dall'amministrazione comunale di Portoviro, sottolineando il fatto che tra l'altro sta nascendo anche la Proloco di Contarina. Questa qua l'abbiamo già detto, non saremo tanto contenti, nel senso che ne basterebbe una, basterebbe la Proloco di Portoviro, non quella di Donada e Contarina, però ce ne faremo una ragione. Però quindi ci hanno anche annunciato che dobbiamo prepararci a un sacco di cose, un sacco di eventi. Questo ci fa sicuramente piacere. Sì, noi saremo lì presenti come media partner. Oh yeah. E sappiate che ci fa piacere essere presenti. Bene.
abbiamo così esaurito anche questo argomento, tra pochissimo torniamo. E così siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine e restiamo sempre nel nostro caro Delta. Ovviamente parliamo di Caemo, per non dimenticare, qua c'è un evento, allora, Caemo purtroppo è famosa a livello nazionale perché ci sono stati 4 martiri, quelle persone che in quella azienda che doveva controllare, era un'azienda di recupero di materiale tossico, e sai che sono morti, purtroppo sono già passati mi sembra 7 anni, e hanno fatto 7 o 8 anni, adesso non vorrei sbagliare, però hanno fatto una rievocazione a Caemo con la messa e poi un corteo che è andato verso una piazza sempre di Caemo dedicata appunto ai 4 martiri, e poi dopo c'è stata una consegna virtuale del riconoscimento che aveva fatto il presidente Mattarella ai superstiti di queste 4 vittime. Uno era assente e il sindaco Marvierato ha deciso di premiarli in quel momento lì. Che dire, è sempre molto commovente perché poi dopo c'erano persone che avevano figli molto piccoli, il figlio adesso aveva 17-18 anni, ha fatto un ricordo del babbo, quindi sono cose che toccano sempre, però c'è da dire che la bonifica di quel territorio non è ancora stata fatta, quindi ben venga queste rievocazioni, però sappiate che ancora le cose sono lì in le cose importanti ancora le cose non importanti sono state fatte, ecco. Non sono state fatte, e tra l'altro i responsabili che sono già stati condannati in primo grado, in secondo grado, e adesso ci sarà la Cassazione e si prospetta una conferma delle sentenze precedenti. No, probabilmente vanno in prescrizione, e quindi sarà un nulla di fatto, e 4 persone che più avanti andremo, più ci dimenticheremo, però è stata una tragedia che secondo me dovrebbe essere segnata nei nostri libri perché non succeda più. Ho paura che purtroppo non sarà l'ultima. Vabbè, insomma, speriamo di avere torto in questo. Speriamo veramente di avere torto in questo frangente, veramente. Dai, ci sentiamo tra poco allora per l'ultimo argomento di oggi. Ultimo argomento di oggi, quello che andiamo ad affrontare all'interno di Made in Polesine di questa settimana. Anche noi parliamo di votazioni, questo è il nostro titolo. A distanza di una settimana, insomma, si hanno i risultati definitivi e si tirano un po' le somme. 2 o 3 considerazioni. Prima considerazione, la gente non va più a votare. Non so perché, anzi lo sappiamo ma non vogliamo dirlo, però il fatto sta che il 45% di persone che non vanno a votare, secondo me, è una cosa da rivedere, da controllare e da capire e da evitare. Primo. Poi un appunto, in teoria dovremmo avere un rappresentante del Basso Polesine in Senato, che è il nostro amico Bartolomeo Amidei, al quale facciamo tutti gli auguri possibili e immaginabili. Certo, sì. C'è già stato, era responsabile, era nella Commissione Agricoltura, sappiamo che è un settore che conosce bene, se dovessero riconfermarlo ancora nella Commissione Agricoltura sappiamo che potrebbe fare benissimo, ricordando la vocazione agricola che ci abbiamo nel nostro territorio, ricordando che anche i pescatori sono agricoltori. Quindi è questa altra chiusura. Terza chiusura, ad oggi, quindi sabato, una settimana, 6 giorni dopo le votazioni, non abbiamo ancora la certezza di chi andrà in Parlamento, perché il Viminale è andato in tilt il conteggio. Ci sono stati degli errori, così sono stati definiti, però allora non si sa bene. È una di quelle cose che diciamo spesso. Ci sono dei siti, dico uno per esempio Amazon, che fanno 1 miliardo, 2 miliardi, 100 miliardi di transizioni al giorno. Si è mai inceppato? Io compro spesso. Io sappia no. A me non si è mai inceppato, se devono fare un accredito te lo fanno subito, se devi pagare. Esattamente. Un altro bel sito famoso che tutti lo guardano, Pornhub. Anche quello, miliardi di non ne avevi un altro da citare proprio. No, lo cito perché tra l'altro si era offerto tempo fa, vi do i miei server così siete sicuri che funzionano. Sì. E invece poi dopo io ho una tesserina a poste mobile, avevo bisogno di farci una cosa particolare e sono stato 26 minuti al telefono
E per fortuna e poi dopo non mi è caduta giù la linea. La settimana scorsa il sito dell'INPS era bloccato e dopo provo a fare qualsiasi altra pratica che ci sia. Lo speed, questo sconosciuto. Sì, lo speed è una cosa terribile. Veramente. Quindi queste 3 considerazioni. Da una parte ci fa piacere che Bartolomeo Amidei sia senatore, dall'altra i server nazionali non so perché ma non funzionano, probabilmente o abbiamo dei programmatori che sono rimasti al Commodore 64 addirittura sì. al DOS, cioè nel DOS. E poi volevo fare un altro discorso, perché poi in teoria dovrebbe essere la Meloni il Presidente del Consiglio. Non vogliamo fare un discorso politico assolutamente, però è la prima volta che probabilmente ci sarà una donna a capo del governo, sì. E le donne stesse sono lì che la criticano prima che comincia a lavorare. Lasciatela lavorare, sta cristiana. Vediamo un po' cosa succede. E poi dovrebbero essere le donne a essere contenti che finalmente c'è una rappresentante. Tra l'altro l'ha sempre detto anche la Meloni, sono una mamma, sono italiana, eccetera eccetera, quindi avrà tutte le caratteristiche. Vabbè, anche qua lo scopriremo solo vivendo. Va bene. Tra poco per i saluti finali. E siamo così pronti per concludere la puntata di oggi di Made in Polesine, volata, questa oretta scarsa che trascorreremo insieme durante il fine settimana, veramente vola. Tra parlato e le più belle canzoni d'Italia, ecco, sì. Che solo Radio Diva con l'H. Avevi bisogno di qualcosa? No. Questa è una sviolinata, veramente. Birichino. Ruffiano. Birichino Ruffiano. Vabbè, dai. Dicevo, la puntata di oggi sta per concludersi. Noi vi ringraziamo come sempre del vostro gentilissimo ascolto. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi. L'augurio di un buon fine settimana ai nostro countdown. 3, 2, 1. Ciao a tutti. Ho dimenticato un dito. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.